Michele Genovese, sono molte le attività che potranno aprire grazie ai bandi del Gala Alta Marca. Ci può fornire qualche numero? Allora, nell'incontro di oggi presentiamo i risultati della nostra programmazione 2014-2022 e i risultati dell'avvio della nuova programmazione 23 e 27. Relativamente al passato, abbiamo fatto un'ampia attività di autovalutazione, abbiamo complessivamente in questo periodo del passato 14-22 avuto contributi per circa 7 milioni e 100, di cui 6 milioni e mezzo spesi per i progetti, sono stati finanziati 90 progetti, di cui poi 81 realizzati, 9 invece hanno avuto revoche o rinunce, principalmente per cause di forza maggiore legate anche al Covid, 30 progetti sono di enti pubblici, quindi progetti con valenza di sistema, pensiamo alla qualificazione di percorsi itinerari, ai punti informativi turistici, e altri sono invece 60 progetti di privati, principalmente aziende o anche progetti di promozione e comunicazione, come è il caso delle Proloco o dei consorzi, pensiamo al consorzio del Prosecco, alla latteria di Soligo, quindi ai consorzi che operano nel campo della promozione dei prodotti tipici. Abbiamo fatto anche, al di là quindi dei risultati numerici, delle risorse portate sul territorio, anche un'analisi di quello che è il valore aggiunto del GAL, ed è un valore aggiunto in termini di miglioramento della governance locale, perché coordiniamo dei tavoli di concertazione pubblico-privati, attiviamo delle reti di operatori per cogliere appunto opportunità in campo agricolo e in campo soprattutto di tipo turistico, e anche l'effetto leva, perché ogni euro di contributo attiva almeno un altro euro di cofinanziamento da parte del privato o del pubblico. Quindi questo è il risultato della programmazione di un piano di sviluppo che si chiama AMALE, Alta Marca Emozioni di Paesaggio, incentrato su turismo e prodotti tipici, su un territorio che ha avuto il riconoscimento dell'UNESCO sia in destra Piave con il MAB del Grappa che in sinistra Piave con le colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene.